Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo su MotoGP e siamo al Saxa, fioi. Siamo al Saxa, pole position mostruosa di Valentino, 2 secondi di vantaggio. Prevedo una gara, cioè, stile Catalogna, sinceramente, voglio e pretendo la vittoria. Partenza però non proprio sublime, con tutta onestà. Partenza un po' così dell'asso italiano. Merda. Siamo partiti abbastanza di merda, ma va bene insomma. Dai Comendino. Lorenzo Marquez se ne vogliono andare ma non posso, per una pole così posso non vincere sta gara. Però bisogna vedere anche con le gomme, insomma, usura gomme, perché ogni gara è un po' un terno all'otto a questa distanza. Vado un po' lungo, vado un po' tanto lungo. Ragazzi, non stiamo andando per niente bene questo primo giro. La nostra curva dove recupero tantissimo di solito. Attenzione, Valentino vuole superare il Magnifico e ce la fa. E adesso ci andiamo a prendere anche Marquez, siamo già primi. Perfetto. Anche se la partenza non è stata scintillante, sono addirittura 8 giri al Saxa, ragazzi. La gara è corta, ma 8 giri sono veramente tanti, Questa è la curva più pericolosa del tracciato, a mio parere. La prima curva è veramente fastidiosa. Attenzione Marquez. Vardio. Non ci voleva proprio questo errore. Ha perso tantissime posizioni. Niente, non sono tranquillissimo sinceramente. Va, escargot! Mamma mia che lotta ragazzi, non sarà facile vincere. Non sarà per niente facile. La troia. Dai ragazzi, su. Niente, non ci siamo raga, non ci siamo proprio. Sono molto concentrato ma non sono tranquillo. Non capisco il perché. Su una gara favorevole dove ho quasi sempre vinto. Pole position bellissima, 1.19 contro l'1.21 di Marquez. Non ci siamo. Dai, come dati una regolata, perché se prendiamo punti qua, addio mondiale con Valentino. Tutto in questa curva ho sbagliato, cerchiamo di prenderla un po' meglio per piacere. Torniamo in corsa per vincere sta fottutissima gara in Germania. Dai, Comendino tira fuori la prestazione, come e senza prestazione non ce ne facciamo niente. Attenzione. No! Mamma mia, quasi disarcionato Valentino. Niente, non ci siamo raga, non ci siamo proprio. Gara da vincere tranquillamente, me la sto rendendo stracomplicata. Questo è il bello delle gare, che nulla è scontato. Sono sincero ragazzi, ho un po' di timore nel fare le curve, non sento la moto a posto, mamma mia ancora. Ma ragazzi, ma... boh. Ancora le gomme a posto, penso agli ultimi giri. Sarà da panico. Vai. Comunque con il 25% è sicuramente più difficile, E non ci sono dubbi su questo. Il nostro Saxering mi sta smaronando le balle.
E niente, guido col freno a mano tirato proprio, nel senso con la paura di sbagliare. E vabbè, allora vaffanculo, se prendo anche il corridore alla fine. Niente, si stanno allontanando. Sto guidando di merda, la cosa è ufficiale. La cosa è veramente ufficiale. Perdo punti sia da Marquez che da Lorenzo. Non ci siamo, Beppe, non ci siamo. Altro errore. L'ennesimo di giornata, l'ennesimo. 1000 errori, fiori. Anche nella mia curva riesco a recuperare. Cerchiamo di difendere il terzo posto a sto punto perché non vedo possibilità di recupero. Cioè, quantomeno ci sono, ma sulla carta sono il favorito, ma boh, qualcosa mi ferma. Giro record di Marquez, infatti non riesco neanche, cioè ho fatto 1,19 in qualifica. Qua non riesco neanche a fare 1,21, raga. C'è qualcosa che non quadra. Non capisco sinceramente. Dai, Vale, dai, Cristo di un Dius. Le gomme sono insomma così così. Mi fanno molto paura gli ultimi giri perché ci ho fatto così tanti errori con le gomme ancora a posto. Pensa con le gomme usurate, cioè, attenzione anche Dovizioso, mamma mia, fuori anche dal podio, signori, fuori anche dal podio. Adesso la faccenda è veramente brutta. Ci riprendiamo la terza posizione, ma sono molto amareggiato, raga. Molto. Non possiamo fare queste figure di merda, ragazzi, cioè, in una gara dove siamo strafavoriti. Quella moto non la sento come al solito, non c'è niente da fare. Però io pazzo può anche essere, perché insomma, io non mi nascondo, però il Dovizioso a caccia del Cume. Dobbiamo difenderci per il terzo posto. Allora, Dovizioso ci supera molto bene, noi lo risuperiamo. Il Dovizioso ci infila molto bene. Signori, non ci sono... non ho niente da dire, stiamo facendo cagare. Pensavo in una gara stradominata dal Cume, invece siamo addirittura fuori dal podio in questo istante. Una cosa che non si era mai vista al Saxa. Tante volte ho vinto l'ultima curva, ma stavolta è un disastro. Riprendiamo il terzo posto, ma mamma mia, sento la moto partire. Ma non siamo competitivi per le prime due posizioni. Qua rischio ancora, basta Cume, basta. Troppi errori, troppi. Le gomme sono ancora buone in realtà, eh. Vara dove... Sì, però vabbè, vaffanculo. Ma che cazzo rompi il coglione, non c'è neanche lotta per il mondiale. Non rompere i maroni. Ecco, scusate, ma vaffanculo. Madonna, è Dovizioso che mi rompe il cazzo. Mi supera dove non deve superarmi e dopo sono cacchi tuoi, sinceramente. Vabbè, dai, non conta niente per il mondiale. Mi dispiace solo che Marquez e Lorenzo se ne siano andati così presto in una gara favorevole. Ma però sto guidando male, non c'è niente da fare. Sto guidando proprio male. Una delle più brutte gare in carriera, veramente. Veramente una bruttissima gara. Incredibile proprio, non so spiegare sta prestazione, sinceramente.
Inizia l'ultimo giro. Marquez e Lorenzo sempre a fare l'andatura. Valentino tira fuori il gambino, ma è troppo tardi per il gambino purtroppo. Guarda che lento, guarda che lento. Cerchiamo di portare la moto in fondo ormai, dai. Questo è l'obiettivo. Questo è il nostro obiettivo di giornata. Certo che perdo punti preziosi, devo recuperare in una gara dove di solito non vinco. Devo assolutamente recuperarli perché sennò so cazzi. Mai preso un distacco così, veramente mai preso nella storia. Peggior gara in carriera. Peggiore gara in carriera. È arrivata, sì. Cioè, allora, in Argentina vado a Maria caduta, ci sta, roba così, una gara favorevole. Terzo, un distacco così, mai preso nella storia proprio. Boh, vabbè, inspiegable proprio. Inspiegable. E rischio ancora il podio, eh. Terzo posto amarissimo, ragazzi, veramente una roba indegna. Delusissimo, delusissimo, delusissimo. È poco da salutare, Vale, mi ha fatto cagare. Mi ha fatto veramente cagare. Il parco chiuso comincia Ok, adesso c'è Marquez a P3 e 9 Lorenzo, dai. È ancora chiaramente tutto in gioco, però non possiamo non vincere in una gara così. Raga, con l'immagine del podio, saluto il comandone veneziano, abbastanza triste sinceramente. Questo terzo Ciao! posto è un ottimo risultato e può essere di buon auspicio per